Io e Pirandello, questo è il monologo di Sebastiano Lo Monaco dedicato ai suoi 40 anni di carriera e al rapporto con il drammaturgo agrigentino. Quindi, mentre il mondo celebra i 50 anni della nascita del premio Nobel Luigi Pirandello, Lo Monaco festeggia i suoi anni in teatro. Questa era la prima volta che io osavo spogliarmi in pubblico, nel privato, nei ricordi di famiglia, di infanzia, di gioventù, le scelte, la carriera, e mi sono accorto che questo racconto, ovviamente corroborato dai testi di Pirandello, di Sofocle, di Euripide, di Pietro Grasso, eccetera, e ha colpito molto il pubblico. Sono stato per un'ora e tre quarti, senza intervalli, a farli ridere, sognare, anche piangere qualche volta. Ed incuriosamente come dire, è un racconto, la narrazione di una storia umana e professionale che potrebbe andare avanti ancora per ore, perché molti mi hanno detto che dopo una piccola pausa sarebbero tornati a sentirne ancora un'ora e mezza. Questa è la prima volta che io come dire, faccio questa serata d'onore, si può dire, ovviamente in omaggio ai 150 anni di vita di Pirandello, cioè della sua parola ancora viva, e immodestamente ai miei primi 40 anni di carriera. Chissà che questo battesimo ad Agrigento, così come il battesimo con un mio protagonista pirandelliano fu proprio ad Agrigento il 21 luglio del 92, chissà che l'invenzione di questo racconto, di questo spogliarello, si potrebbe chiamare questo spettacolo, della mia anima e della mia storia umana e professionale, da questo debutto ad Agrigento non possa avere una lunga vita.